Benvenuti a Bologna, Segafredo Areno, 15ª giornata di LBA, l'ultima del girone d'andata. La Virtus per confermarsi ai vertici della classifica, Napoli per riemergere dopo le 2 vittorie in 3 partite. Paiola, taglio di Belinelli contro Pengos, giro e tiro con un lungo Marco Belinelli, tutto troppo facile per lui. Grajulis contro Wolde Tensai, fuori Paiola, sotto ancora per Grajulis, 5 secondi, si gira dolcemente Grajulis. Blocco Diouf, poi di nuovo Cordini, altro blocco per Diouf che poi riceve, sfidato dal tiro Belinelli, finta e alla fine Belinelli tiro e tripla di Marco Belinelli, ancora! Pengos contro Cordinier, blocco Newman, poi Pengos rimbalza con Cordinier, rimorchio Totè che alla fine con il fallo segna, avrà anche l'aggiuntivo, il migliore di Napoli, Leo Totè in questi primi 10 minuti. Prova a liberarsi Achele che torna a servire Morgan, altro blocco Polonara e poi taglia Achele, Hackett, 3 secondi, piccherò con Achele che alla fine scivola via, sotto, gran palla di Hackett che vede Achele, lui ringrazia e segna. Blocco Bentil che poi si stacca, angolo, Treyer, spazio per la bomba che arriva, è quella del -9 Napoli, un altro ruggito e break di 7-0 aperto. Poi Grajulis che prende posizione, taglio Polonara, palla persa per la Virtus, poi di Nicolao, corsa Green che si arresta, prende la conclusione, elegante, morbida, coraggiosa, Napoli a -3 in fiera. Belinelli riceve il consegnato, giro e tiro in faccia a Pengos, altra fiondata, Marco Belinelli, 16 punti dei 44 della Segafredo, ma un'altra bomba. Penso che abbiamo giocato un buon primo quarto, soprattutto in difesa abbiamo concesso solo 13 punti. Secondo quarto possiamo fare sicuramente meglio e niente, siamo concentrati e vogliamo finire bene il secondo tempo. Green prova ad andare fino in fondo, fuori per Pullen, tocco di Cordinier che gli rallenta le operazioni dell'attacco, dal palleggio Pullen, ci riprova e piazza i primi 3 punti. Transizione Virtus, Paiola guarda Belinelli, poi va fino in fondo con tanta energia, con un volo al ferro che vale il 54-40 e costringe Valli a chiamare il time out. Belinelli mette palla per terra, poi fuori per Grajulis a giocare in posta contro Wolde Tensai, giro, finta, tiro con mano destra, dilaga la Virtus. Taglio Belinelli, perso da Treyer, il capitano della Virtus. Di fronte Tucker, fuori Green, 4 secondi, 3, servizio buono di Green per Totè che segna. Blocco di Bentil, visto e servito, poi taglio, Wolde Tensai, ben presa questa linea di fondo. Cordinier in palleggio contro Polonara di fronte a Pullen, gioca con il cronometro francese che lo porta fino all'ultimo per andare a schiacciare, eccolo qui il punto esclamativo per la vittoria numero 11 in campionato della Segafredo. Lo sposta Cordinier, prova a disturbarlo, vuole Tensai, bomba a bersaglio, così si chiude la serata in fiera. Vince la Virtus 86-75, 11 successi in stagione per la squadra di Duško Ivanović, sempre più vicina alla vetta del campionato. Sicuramente oggi era una partita importante da vincere contro una squadra che è completamente cambiata rispetto all'inizio della stagione.
ci sono almeno 3, 4, 5 giocatori che potrebbero giocare in Eurolega, quindi è una squadra sicuramente pericolosa, l'abbiamo affrontata nel modo giusto. Fin da subito siamo stati bravi in difesa a fermare il loro contropiede, i loro giocatori migliori, quindi continuiamo su questa strada a migliorare e poi pensiamo sicuramente alla prima partita di Eurolega che sarà la prossima settimana.